Lunedì 9 gennaio il Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla Delegazione Pontificia per la Basilica di Sant'Antonio si riunirà per valutare lo stato di conservazione e le azioni da proporre per la tutela del monumento equestre del Gattamelata di Donatello. Ma soprattutto lunedì ci sarà la tanto attesa visita ai ponteggi che sono stati al centro di un lungo dibattito a cui ha preso parte anche il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. I membri del comitato saliranno per la prima volta sui ponteggi per una visita ravvicinata al monumento, prima tappa di un lungo percorso di analisi, mappature e accertamenti sul suo stato di conservazione e per poi definire tutte le azioni da mettere in campo per la sua tutela. L'ipotesi che più aveva creato discussione e polemica era la possibilità che il monumento originale potesse essere spostato in una sede museale e che al suo posto venga poi collocata una copia identica. Lunedì, oltre al sovrintendente per i beni culturali Fabrizio Magani, sarà presente anche il Questo è un delegato sentimento pontificio di Monsignor Fabio Dalcin. di Sgarbi nei mesi scorsi si era espresso contro la possibilità di un trasferimento dell'originale di Donatello in un museo. Raggiunto telefonicamente ci aveva detto che il monumento equestre è realizzato in bronzo, un materiale adatto per resistere nei secoli all'esterno. Sgarbi alla fine ha anche rinunciato a salire sui punteggi, ma ha delegato al suo posto il sovrintendente Magani.